Non solo questa ordinanza di Crocetta va contro la legge 36 del 2003 che prevede la biostabilizzazione dell'umido prima di essere conferita in discarica, ma questa ordinanza del 28 di novembre doveva avere due visti, uno dell'ARPA, l'agenzia che si occupa dell'ambiente, e uno della provincia. Ebbene, non sono stati richiesti questi visti da parte del Presidente della Regione. Non solo, ma questi due enti, la provincia e l'ARPA, partecipando assieme a me e ad altri alla conferenza di servizio che si è tenuta il 3 dicembre, hanno detto: la Regione è folle ad autorizzare l'abbancamento dei rifiuti senza la biostabilizzazione. Quindi è legittima e incosciente questo provvedimento, e noi chiediamo che al più presto si ponga fine a questo conferimento dell'umido senza la biostabilizzazione. Ma la cosa ancora completa è quella di chiudere immediatamente questa discarica e assumere altri provvedimenti, come quello di prendere questi rifiuti e mandarli in Olanda, in Germania, dove ci sono degli impianti che trasformano i rifiuti in energia o in gas. Solo qui non l'abbiamo, li dobbiamo fare, ma nel frattempo non inquiniamo tutta la nostra terra e tutti i nostri abitanti. Che la Regione, che il governo regionale, che il Crocetta assuma provvedimenti seri di salvaguardia dell'ambiente e della salute della città. Questo è il motivo per cui noi protestiamo alto e forte e facciamo sentire il nostro grido a tutti per dire: date una mossa, signor Crocetta e signor governo regionale.